Amici, buongiorno, rassegna stampa del 3 febbraio 2021. Oggi le notizie naturalmente le ricaviamo dal web in maggior parte, ma anche dalle pagine della carta stampata, e subito, visto che il tempo è tiranno, andiamo alle notizie. Cominciamo con la prima pagina del Corriere del Veneto, Paolo Verovigo, Zaia pronti a comprarci i vaccini, e quindi vaccino le aziende in pressing, Zaia lo possiamo cercare ovunque. E infatti c'è questa notizia, preso però questa volta da Libero: siero efficace al 91%, lo Sputnik, che è appunto il vaccino russo, ottimo, per Zaia e il PD lo vogliono. Prima pagina della Voce di Rovigo, il Veneto a caccia di vaccini, più o meno la stessa notizia che abbiamo visto sul Corriere del Veneto, e naturalmente c'è questa fotografia, tocca a Draghi e che Dio ce la mandi buona. Delta rinviata alla gara d'Este, ripartenza sì, ma quando? Un'altra partita rinviata per il Delta Portotolle. Oggi è arrivata l'ufficialità del rinvio anche della gara di domenica prossima. Rovigo, il sindaco Gaffeo, le pietre d'inciampo si faranno. Le pietre d'inciampo per ricordare e onorare le vittime della Shoah si faranno, finalmente hanno deciso. Notizia a livello nazionale, ma purtroppo che implica sicuramente anche il nostro territorio: il 98% dei posti persi a dicembre riguardano donne. Numeri da brividi. Su 101.000 posti di lavoro persi tra novembre e dicembre, 99.000 erano donne, il 98%. Andiamo al Gazzettino di Rovigo, riaprono gli ambulatori, CUP preso d'assalto, 5.000 chiamate in 24 ore. In calo la pressione dei pazienti Covid negli ospedali, solo 63 ricoveri. Adria, finalmente la medicina torna alla normalità. Una buona notizia da Libro Cuore: perde il portafoglio facendo acquisti, lo ritrovano e glielo restituiscono. E una buona notizia che ha coinvolto cittadini di Portoviro e di Taglio di Po. Le opportunità del parco sono infinite, il parco vuole il marchio europeo, il presidente Gasparini ha formalizzato la candidatura su invito della rete mondiale dei musei d'acqua. La partecipazione a un seminario organizzato in Cina permetterà di trovare nuove strategie di comunicazione. Bergantino: iniziati i lavori della ciclabile lungo il Po, e infatti è atteso l'itinerario che collega l'Adige con la sinistra Po. Ritorniamo ancora sull'argomento Covid, vaccinazioni, 100 al giorno in 3 sedi. Si parte il 15 febbraio con gli over 80 a Rovigo, presso il Censer, ad Adria, presso il centro commerciale Il Porto, e a Castelmassa, al ex mercato coperto. Il direttore Compostela, pronti ad accelerare se aumenterà il numero di dosi disponibili. Ieri, fortunatamente, ne sono arrivati 3.500. Senso unico poi ad Adria in Riviera Matteotti, che sta creando disagi ma non solo, grandi polemiche. Si sperimenta la modifica alla circolazione prolungando la direzione da Ponte Castello fino a Ponte Sant'Andrea. Con questa soluzione verranno ricavati ulteriori 14 posti di sosta e si darà sicurezza al tratto. Il problema che è sorto per tutte le attività che saranno poi penalizzate. Proveremo a scoprirne di più intervistando nei prossimi giorni qualche protagonista. Sempre ad Adria, una brutta notizia: vecchie glorie in lutto, Franzoso sconfitto del Covid-19. Il Covid ha strappato dall'affetto dei suoi cari il 70enne Renato Franzoso. Franzoso era una delle colonne della realtà associativa posseduta da Fausto Durante, ex vicepresidente dell'Adriese. Vediamo la foto di Renato Franzoso e facciamo le condoglianze alla famiglia. Arianopolesine, censimento, pulizia in piazza Bacucco. Per domenica prossima l'Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria promuove un censimento dell'avifauna acquatica con annessa pulizia della spiaggia del Bacucco, in collaborazione con Nichi Pennini, che mette a disposizione per il trasporto la sua imbarcazione. Se volete saperne di più dovete mandare una mail a sagittaria.at@libero.it. Anche per oggi è finito, vi ringraziamo naturalmente per gli ascolti, vi invitiamo a seguirci nelle nostre pagine social YouTube e Radio Diva, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi.